È una grande soddisfazione, prima ancora che politica, morale, perché abbiamo lavorato duramente in questi anni. Parlando con i cittadini, le parole che mi hanno espresso sono riassumibili in 4 concetti chiave, che sono lavoro, onestà, visione e coraggio. E io credo che la comunità ci abbia premiato come squadra proprio per questo. A Montebelluna il giudizio degli elettori è stato netto. In una scheda con ben 8 candidati sindaco, il 52% degli elettori ha deciso di riconfermare l'uscente Marzio Favero. Niente secondo turno. Dopo il leghista il primo degli inseguitori, Davide Quaggiotto del PD, è fermo al 18%. Comincia da domani il lavoro per le prossime elezioni, portando i temi tra la gente, nelle piazze, nei quartieri, con lo scopo di organizzare i cittadini e con l'obiettivo di influenzare la maggioranza per far approvare quella che è la nostra idea di città che abbiamo proposto durante queste elezioni. Sul perché di un mandato plebiscitario ha le idee chiare il riconfermato primo cittadino. La gente ha capito che da un lato abbiamo risanato il bilancio, dall'altro abbiamo aperto molti cantieri perché abbiamo sopportato la fatica della ricerca di finanziamenti esterni. Ricordo che abbiamo portato a casa come amministrazione comunale 29 milioni di euro per la città. In un territorio che ha subito sulla propria pelle il terremoto traumatizzante di Veneto Banca, i commenti sul voto lasciano già spazio alla nuova stagione che si apre in Consiglio Comunale. Si riparte con alcuni obiettivi che sono fondamentali e quindi intanto l'apertura del cantiere del sottopasso di Piazza 4 Novembre, l'apertura dei cantieri di Villa Pisani e della Barchessa Manin, ma soprattutto la mia preoccupazione va alla realizzazione della nuova scuola elementare di Biadene e Pederiva e la messa a norma sismica di quella di Caonada. Dai banchi della minoranza non si starà a guardare. Un'opposizione costruttiva, attenta e che lavorerà molto tra i cittadini e al di fuori delle mura del Consiglio Comunale.